Ci siamo occupati anche del mercurio, perché qui nella falda acquifera della provincia di Treviso c'è un grosso problema relativo a una presenza minacciosa di mercurio. Abbiamo praticamente i comuni qui attorno, Casier, Quinto, Treviso, eccetera, che hanno riscontrato dei valori altamente preoccupanti già fin dal 2010 sia nell'acquedotto, nelle fontane pubbliche che nei pozzi privati. E qui a Mogliano, pur essendo un comune contiguo, il tema non era mai stato trattato e con la nostra sollecitazione attraverso delle interpellanze abbiamo sensibilizzato l'opinione pubblica, la stampa, abbiamo attivato la giunta perché si ponesse in un tavolo di confronto con i comuni contermini e anche con la regione per battere i pugni su questo tavolo e chiedere l'estensione dei monitoraggi anche nel comune di Mogliano Veneto. Anche qui qualcosa si fa e qualcosa non si fa, perché poi quando si approvano le mozioni o comunque si dà seguito alle interpellanze viene sempre fatto per avere un riscontro, no, di favore da parte della stampa, per far vedere che si sta facendo qualcosa, però poi quel qualcosa non è esattamente quel che serve, lo si fa solo in maniera superficiale perché i cittadini abbiano almeno così l'idea che si stia lavorando sul tema. Purtroppo gli monitoraggi che sono stati fatti in dei punti che per noi non sono indicativi di quello che è il fenomeno, perché rispetto al flusso di questo mercurio, no, attraverso la falda che sta andando verso la laguna, i punti da monitorare, quindi i pozzi, sarebbero dovuti essere altri, non quelli che si sono scelti. E su questo mi sono confrontata spesse volte con la dirigente dell'ARPA che si occupava di questo. Però insomma anche lì l'importante è parlare, l'importante è che la gente non si addormenti e non si fermi, quindi questo noi abbiamo fatto per il territorio. Abbiamo chiesto anche di aderire a vari bandi per l'efficientamento elettrico sia delle reti pubbliche che di pubblici edifici. Abbiamo chiesto noi a Mogliano che il comune aderisse al patto dei sindaci redigendo il PAES, e su questo si è basata poi tutta quella che è stata l'attività del nostro comune proprio in funzione della riduzione delle emissioni